Il Liceo Stefanini ha una pluriennale esperienza di innovazione e sperimentazione didattica che ne favorisce la continua rimodulazione delle metodologie di insegnamento. Si caratterizza inoltre per quella particolare attenzione nei confronti dei propri studenti, complice la matrice fortemente umanistica di questo liceo, che porta a considerarli non solo i protagonisti degli apprendimenti, ma anche persone, e per di più in una particolare fase della loro vita, ovvero il passaggio dall'adolescenza al mondo degli adulti. Il liceo offre 5 indirizzi: liceo linguistico, liceo delle scienze umane, liceo economico-sociale, liceo delle scienze applicate e liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Ma questi indirizzi non viaggiano in modo parallelo, bensì vivono di continue interrelazioni affinché dei valori aggiunti di un indirizzo ne possano usufruire anche studenti che hanno scelto percorsi scolastici differenti. Se stai prendendo in considerazione l'indirizzo sportivo, sei certamente un ragazzo che ha una passione sincera per lo sport, ma stai anche per confrontarti con l'opportunità di consolidare una preparazione solida in ambito scientifico e umanistico, che è propria dell'offerta liceale. Infatti, accanto alla pratica delle discipline sportive, avrai modo di approfondire lo studio di materie scientifiche come la matematica, la fisica, la biologia, che tra le altre cose ti daranno modo di scoprire come funziona il tuo corpo per poterlo gestire al meglio. Dall'altra parte le discipline umanistiche ti insegneranno a leggere e interpretare il mondo che ti circonda, a impadronirti degli strumenti e delle tecniche di comunicazione e anche a capire e a sperimentare che i valori della cultura sportiva possono passare anche attraverso la lettura di una poesia, attraverso una esperienza di apprendimento cooperativo, attraverso un dibattito filosofico o anche attraverso la contemplazione di un'opera d'arte. Abbiamo questa passione dello sport che ci ha sempre accomunato, rendendoci oltre che una classe, una squadra. Coi professori mi sono trovata da subito bene perché sono tutti molto comprensivi e cercano sempre di venirci incontro il più possibile, capendo le nostre esigenze e rispettandole e incoraggiando la nostra passione per lo sport. La logistica del liceo consente di frequentare degli impianti sportivi di altissima qualità e tutti nei dintorni, con uno spostamento di massimo 5-10 minuti o a piedi o in bus. Inoltre abbiamo la possibilità di sviluppare 11 moduli di discipline sportive collaborando con tantissime società sportive del territorio. E tutto questo farà in modo di far crescere voi dal punto di vista tecnico, motorio, sportivo, ma anche dal punto di vista formativo. Infatti le competenze, le skills trasversali che voi potete sviluppare saranno ampissime, attraverso anche l'uso del digitale, dei laboratori che ci sono in questo liceo, scientifici, e tutta una serie di strategie didattiche che noi docenti penseremo e programmeremo per voi. Ciao, mi chiamo Enrico Colala. Faccio parte del liceo scientifico e sportivo. Alla settimana, per quanto riguarda le materie scientifiche, svolgiamo 2 ore di fisica, 3 di scienze, 5 di matematica, 2 di scienze motorie sportive e 3 discipline sportive, in cui facciamo molte attività. Per esempio l'anno scorso abbiamo svolto nuoto, apnea, basket e tante altre attività. Sono previsti durante l'anno 2 stage, uno estivo e uno invernale, in cui in quello invernale facciamo sport invernali e in quello estivo facciamo sport acquatici. Ho avuto l'opportunità di collaborare con il Liceo Stefanini e portarmi i ragazzi in una palestra dove c'è l'alta specializzazione, quindi fargli toccare con mano tutti gli attrezzi, sia quelli della maschile che quelli della femminile, e farli lavorare col proprio corpo. Ho visto ragazzi arrivare senza sapere neanche cos'era la ginnastica artistica e a fine corso fare salti mortali, verticali, ribaltate, flip-flack e tutto quello che segue. Secondo me è essenziale la collaborazione all'esterno di una scuola perché apre ai ragazzi, diciamo, una prospettiva diversa e gli apre verso nuovi orizzonti. Buongiorno, io sono Zeno Morabito, sono un genitore di una ragazza che frequenta la quarta AE qui al Liceo Stefanini e devo dire che l'esperienza che sta vivendo mia figlia qui all'interno del Liceo Stefanini mi permette di fare alcune osservazioni. Una è che è una scuola che ha una certa personalità, non è una scuola anonima. Lo dimostrano anche i disegni che ci sono fuori, lo dimostrano quello che organizzano i ragazzi durante l'anno e questo fa una scuola con un certo carattere, questo è importante. E legato a questo è il fatto anche che i ragazzi non sono dei numeri.
i ragazzi vengono considerati come tali e quindi c'è una cura rispetto ad altre esperienze che ho avuto maggiore sulla importanza della persona. Cari genitori, sono la mamma di un ragazzo che frequenta questo liceo. L'anno scorso abbiamo a lungo considerato, mio marito e io, come scegliere la scuola e alla fine abbiamo deciso di scegliere questo liceo per l'offerta digitale che offriva e considerando anche il programma europeo che veniva applicato e le opportunità per gli studenti. Siamo molto attenti ai cambiamenti socio-economico-culturali e in tal senso ampliamo e rimoduliamo la nostra offerta formativa che coinvolge i nostri studenti a 360 gradi, fin dall'accoglienza nelle classi prime alla preparazione per i test di ammissione all'università. Li incoraggiamo costantemente a mettersi in gioco e ad usufruire di quelle attività trasversali in grado di implementare le competenze e le soft skills, così fondamentali per affrontare un domani il mondo del lavoro. Qui allo Stefanini aiutiamo i nostri ragazzi a raggiungere i propri obiettivi e, perché no, anche i propri sogni.